Giovanni, che cos'è questo maestoso Cézanne per te? Maestoso Cézanne intanto è una montagna, è una montagna che ha sempre fatto la storia di queste località della Pedemontana, quindi Valdobbiadene, lo stesso Segusino, per arrivare nel Bellunese e non solo. E ha rappresentato tanta economia nei secoli scorsi e rappresenta tuttora un argomento molto dibattuto per ripopolamento, per ricondizionamento delle malghe, per portare la gente a camminare. È una montagna straordinaria che permette di avere dei panorami veramente belli sia nel versante bellunese che in quello trevigiano, senza esagerare con le altimetrie, ovvero rispetto ad esempio il fratello più grande Visentin, qui andiamo più soft, andiamo più lentamente, quindi ho ideato un percorso che alla fine non è nient'altro che una congiunzione di vari sentieri per portare la gente ad apprezzare questa bellissima montagna che si può apprezzare appunto sia nel periodo invernale ma soprattutto nella bella stagione. Le mie produzioni vengono sempre arricchite di inserti culturali, curiosità, in questo caso ne abbiamo ben 4, quindi riusciamo a riportare in auge quello che è stata la storia degli impianti sciistici del Cézanne che hanno funzionato fino agli anni 80 del secolo scorso, purtroppo oggi se ne sono andati a causa della mancanza della neve. Ci sarà un inserto del climatologo Luca Mercalli che ci parlerà del perché se n'è andata la neve, ci saranno poi i faggi secolari, parleremo poi di poesie di montagna e della finagione che veniva svolta nelle prese fino a qualche anno fa a mano e adesso è tutto meccanizzato per quel poco che si fa, però è una storia veramente curiosa questa che va raccontata e va rivissuta. C'è difatti qualcuno che va in tenda ogni estate a falciare poi l'erba a mano come facevano i nostri avi. Dobbiamo ringraziare Giovanni Carraro e tutte le persone che hanno voluto collaborare con lui per la realizzazione di questo documentario. Breve ma sicuramente intenso, ha saputo cogliere quelle che sono le caratteristiche principali secondo me del Monte Cézanne, di pianezza e di tutta la nostra montagna, vale a dire la semplicità che stupisce in alcune circostanze, in alcune giornate, con alcuni riflessi di luce si rimane a bocca aperta. Ecco, questo racconta questo documentario, ma racconta anche della storia del Monte Cézanne, del presente ed è una riflessione per il futuro. Il raccontare il territorio, la qualità del territorio potrebbe essere una chiave di volta per Valdobbiadene? Io credo che possa avere diritto di parlare di sostenibilità di un territorio, di un ambiente, solo colui che lo vive appieno, colui che dedica il proprio tempo per il territorio, per il paesaggio. Il Monte Cézanne credo che possa essere il simbolo della rivalsa di tutti coloro che silenziosamente lavorano, operano, amano la natura, amano il territorio e per loro si impegnano. Se queste sono le premesse, allora la nostra montagna potrà regalarci un futuro roseo, diverso, ma credo entusiasmante come è stato in passato.